Per gli alberghi di Venezia è come essere chiusi da decreto. Le attività della filiera turistica delle città d'arte vanno svincolate dalla distinzione tra zone rosse, arancioni e gialle. A chiederlo è l'Associazione Veneziana Albergatori. Attesa per la decisione sull'eventuale cambio di fascia del Veneto da giallo ad arancione, sceso l'indice di contagio, Zaia torna sul vaccino anti-Covid lanciando un appello al governo. Maxi sequestro di marijuana da parte dei carabinieri di San Donà di Piave. Un 31enne albanese aveva nascosto 4 borsoni in mansarda. È stato arrestato. I finanzieri di Venezia hanno sequestrato tra Porto Gruaro e Padova oltre 6.000 prodotti illegali con marchi contraffatti e non in regola, tra cuffie, pendrive e accessori per la telefonia. Il senatore veneziano Andrea Ferrazzi ha fatto approvare 2 importanti emendamenti riguardanti la plastica per fronteggiare l'emergenza ambientale. L'assessore Venturini chiede al ministro per i beni culturali Franceschini un incontro per un piano di sviluppo e rilancio che coinvolga le principali città d'arte. Domani a Venezia la festa della Madonna della Salute, la Santa Messa celebrata dal Patriarca Moraglia sarà trasmessa in diretta su Antenna 3 a partire dalle 11. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la crisi degli alberghi. Per gli alberghi di Venezia è come essere chiusi da decreto. Le attività della filiera turistica della città d'arte vanno svincolate dalla destinazione tra zone rosse, arancioni e gialle. A chiederlo è l'AVA, l'Associazione Veneziana Albergatori, in un tavolo di confronto con il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Gli alberghi di Venezia, ormai chiusi nella stragrande maggioranza, domandano, come tutti gli alberghi della città d'arte, di essere equiparati a livello di facilitazione alle zone rosse. Città d'arte come Venezia, Roma, Firenze, Napoli sono quelle che hanno sofferto di più sotto l'aspetto del lavoro operativo e degli arrivi, a differenza di città di mare o montagna che con l'estate sono riuscite a risollevarsi. Da qui l'incontro con il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta con la proposta di estendere alle città d'arte le facilitazioni e gli aiuti concessi agli alberghi che ricadono nelle zone rosse o arancioni. L'hotellerie è una forza del territorio. Non abbiamo la possibilità di delocalizzare, per ovvie ed evidenti ragioni, e siamo proprio coloro che si pongono a tutela e presidio sia sotto il profilo sociale che sotto il profilo economico. Baretta ha considerato la proposta una strada su cui lavorare. Al momento risultano prioritari i ristori a chi ha dovuto chiudere per decreto. Infine il presidente Ava, intervenuto sul tema attuale dei Covid Hotel, parla di momento transitorio in cui si aspettano direttive più chiare dal governo. E a tal proposito arriva la specifica dell'assessore comunale al bilancio Michele Zuin, che conferma la cancellazione dell'imposta di soggiorno in caso di pernottamento nelle strutture individuate come Covid Hotel. Ed ora siamo ai dati relativi all'andamento dell'epidemia da coronavirus nella nostra provincia, ma abbiamo il servizio prima relativo alla conferenza stampa del presidente della regione Zaia, che ha fatto il punto anche sulla questione dei medici di medicina generale. Oltre la metà di loro effettua i tamponi e dopo le polemiche è scattata la collaborazione, anche se le adesioni variano e di molto da provincia a provincia. Sentiamo. Di 3.007, 1.618 fanno tamponi. Quindi non era proprio un'eresia pensare che si potesse fare un bel accordo e un bel percorso con i medici di base. A dimostrarlo, del resto, sono i numeri con 2.319 test giornalieri effettuati, dato che sconta divari anche importanti da provincia a provincia, come si vede dalla tabella. A Belluno, per esempio, l'adesione è del 9%, a Padova dell'83%. Treviso al 28%, significa che meno di 3 medici di base su 10 nella Marca effettuano tamponi. A livello regionale il dato si attesta sul 53,8%. L'obiettivo dichiarato comunque è arrivare ad un allineamento. Certo, nel medio periodo non si riuscirà più a garantire la remunerazione pattuita a livello nazionale proprio con i medici di base. Noi abbiamo già stanziato un paio di milioni di euro per dare altri 100.000 tamponi ai nostri medici di base.
per riuscire ad esaurire almeno questa fase fino a dicembre. Dopodiché, vi dico in tutta sincerità, noi non abbiamo forza per andare avanti a 18 euro tampone, lo sanno già, troveremo un altro accordo. L'altra partita ancora aperta sempre sul fronte dei tamponi è quella con veterinari e dentisti. Anche qui si attende una mossa da parte del governo, chiamato dall'altra parte a riprendere in mano il tema dei ristori, che per Zaia va scollegato dal dibattito attorno alle fasce. Il tema del colore non c'entra nulla con il danno che comunque si subisce. E questo mentre lo stesso governatore a rilevare come l'indice R con T in Veneto stia calando, un messaggio non tanto velato al CTS, indispensabile però guardare anche al futuro prossimo e quindi al vaccino anti-Covid. Bisogna essere pronti con le siringhe quando serviranno, perché se sono 2 dosi, sono 2 siringhe, 2 aghi, 2 batuffoli di cotone, cioè è un casino. Una partita, quella del vaccino, che non sarà solo interna, ma anche e soprattutto internazionale. Avremo il passaporto sanitario, vedrete che finirà così. Perché oggi ti chiedono il test, domani ti chiederanno il vaccino. Allora, apriti cielo, Zaia ha introdotto il passaporto sanitario, ma fate quello che volete, vedrete che andrà a finire così, perché ci chiederanno sei vaccinato o no. Ed ora vediamo i dati relativi all'andamento del contagio nel quotidiano bollettino dell'Azienda Zero relativo alle 17 di oggi. Sono 1370 i nuovi positivi registrati questa sera, che sommati a quelli di stamattina portano a 2818 i nuovi contagiati dal Covid in Veneto nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda appunto i ricoverati, il dato di questa sera è nel veneziano di 289, che sommati ai 153 di questa mattina porta a 342 il numero complessivo di ricoverati nel veneziano. In Veneto sono 2280 quelli ricoverati in area non critica e 291 quelli in terapia intensiva. Continua a rimanere pesante il dato dei decessi, che nelle 24 ore sono 47 nella nostra regione. Ed ora le notizie di cronaca. Una fiorente attività di spaccio è stata scoperta dai carabinieri, che hanno sequestrato un ingente quantitativo di marijuana ed arrestato un 31enne. Sentiamo. I carabinieri del Norm di San Donà hanno arrestato un 31enne albanese per traffico e detenzione di stupefacenti, con l'aggravante della quantità. Sono stati infatti sequestrati ben 31 kg di marijuana, che sul mercato avrebbero fruttato circa 150.000 euro. Il 31enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dai militari dell'Arma verso le 7 della mattina, mentre viaggiava a bordo della sua auto a San Donà di Piave, suo comune di residenza. Alla vista dei carabinieri si è dimostrato particolarmente nervoso, motivo per cui loro hanno deciso di fare un controllo nella sua abitazione, nonostante la perquisizione del veicolo non avesse dato alcun riscontro particolare. In effetti hanno fatto bene ad approfondire i controlli, perché una volta in casa, in una stanza chiusa a chiave al piano mansardato, hanno trovato 4 borsoni con 48 buste termosaldate di vario peso, da 1 etto a 1 chilo, per un totale di 31 kg di marijuana, insieme ad un bilancino di precisione e un cellulare utilizzato con ogni probabilità per la gestione del traffico illecito. Tutto sequestrato. Lo stupefacente sarà sottoposto ad analisi approfondite per capire quale possa essere il canale utilizzato per l'approvvigionamento, mentre il 31enne è stato condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia su disposizione del PM della Procura. E maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di Venezia tra Portogruaro e Padova. Sono stati sequestrati oltre 6.000 prodotti illegali con marchi contraffatti e non in regola per quel che riguarda le normative di sicurezza, tra cuffie, pendrive, accessori di telefonia, schede di memoria. Le attività sono partite dal comune di Portogruaro in alcuni esercizi e si è appurato che a fornire la merce erano alcuni magazzini cinesi nella provincia di Padova. Gli imprenditori coinvolti e i gestori dei magazzini sono stati segnalati alla Procura della Repubblica. Grazie al senatore veneziano Andrea Ferrazzi sono stati approvati 2 importanti emendamenti riguardanti la plastica per fronteggiare l'emergenza inquinamento planetaria. Sentiamo.
Dopo mesi di impegno e battaglia da parte del senatore veneziano del PD Ferrazzi, sono stati votati e trasformati conseguentemente in legge 2 emendamenti sulla plastica per tutelare al meglio l'ambiente. Il primo obiettivo che avevo è quello di superare una cosa folle che ho trovato nel nostro sistema nazionale quando sono diventato senatore 2 anni fa, cioè noi nel nostro paese abbiamo l'impossibilità ad oggi, avevamo prima della mia legge, di produrre bottiglie di plastica riciclata PET e se non utilizzando ogni volta almeno il 50% di materia vergine. Era un favore insensato probabilmente all'azienda della chimica e del petrolio. Ora finalmente invece è possibile produrre bottiglie di plastica riciclate PET al 100%, tenga conto che sono le bottiglie che usiamo a miliardi, ne produciamo 115 miliardi all'anno in Europa. Un grandissimo risparmio in termini ambientali, un grandissimo risparmio in termini energetici, un grandissimo miglioramento per il sistema nazionale, perché noi abbiamo paradossalmente nel nostro paese tra le migliori aziende al mondo che fanno bottiglie di plastica riciclate. Questi macchinari non potevamo usarli nel nostro paese, ma li vendavamo ad Atlanta piuttosto che al Giappone, piuttosto che al Brasile. Una insensatezza che grazie a Dio abbiamo superato con questo primo emendamento. Il secondo riguarda una questione già affrontata più volte e che ora diventa realtà. Vietiamo da luglio del prossimo anno nel nostro paese la produzione, dunque il consumo di i cosiddetti prodotti di plastica monouso, cioè i bicchieri, quelli usa e getta, le posate, i piatti, i cotton fioc, le cannucce di plastica, eccetera, eccetera. Però facciamo un salto in avanti. Non solamente vietiamo questo, ma consentiamo invece l'utilizzo di questi prodotti se fatti con plastica biodegradabile, plastica compostabile o comunque plastica in aumento dal punto di vista della percentuale appunto del riutilizzo. E torniamo a parlare di città d'arte e delle loro problematiche. L'assessore Venturini chiede al ministro per i beni culturali Franceschini un incontro per un piano di sviluppo e rilancio che coinvolga le principali città d'arte, tra le quali appunto anche Venezia. La situazione della filiera turistica a Venezia, ma anche nelle altre città d'arte, è molto complessa e molto compromessa. Servono subito degli interventi di messa in sicurezza delle imprese e dei lavoratori, ma soprattutto bisogna pensare anche a un piano di rilancio, a un piano di gestione. Proprio per questo si è svolto in web conference un incontro tra l'assessore comunale al turismo e i componenti dell'organizzazione di gestione della destinazione di Venezia, l'organismo territoriale costituito da pubblici e privati per la gestione integrata delle mete turistiche venete. Si è esaminata da ogni punto di vista la difficile situazione del comparto turistico e tra i punti salienti anche l'opportunità resa nota dall'assessore di partecipare a bandi sia europei che comunali per il finanziamento di iniziative di comunicazione riguardanti la città. Di qui la richiesta di un incontro al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini. Ho chiesto al Ministro Franceschini di convocare quanto prima un incontro con le 5 principali città d'arte, quindi Milano, Firenze, Napoli, Venezia e Roma, per discutere insieme a loro sia di quello che manca nel sostegno alle imprese, perché del turismo purtroppo si sente poco parlare nelle agende governative, sia per avviare un piano di rilancio che veda le 5 città al fianco del governo per fare un'attività di comunicazione e promozione dell'Italia nel mondo. Terza e ultima cosa, ma ancora più importante, servono dei poteri urgenti da dare ai comuni italiani con particolare vocazione turistica per affrontare alcune distorsioni che il turismo di massa ha generato in precedenza e quindi per ripartire non come prima ma meglio di prima servono dei poteri ad hoc. A Venezia è una delle feste più attese e sentite che si ripeterà anche quest'anno, pur in modo anomalo e contingentato a causa del Covid. Domani mattina alle 11 il pontificale del Patriarca Moraglia che Antenna 3 trasmetterà in diretta a partire dalle 11. Al termine dal sagrato della Basilica la preghiera di affidamento alla Madonna. Sarà una festa della Madonna della Salute diversa e per questo motivo storica quella di domani a Venezia in tempo di coronavirus, probabilmente molto più simile sotto l'aspetto dell'essenzialità al primo pellegrinaggio verso la Basilica che i veneziani fecero nel 1630. Questo il messaggio del Patriarca ai veneziani e veneti. I veneziani e i veneti in questi giorni possono recuperare il senso grande di una loro tradizione.
È impossibile immaginare Venezia togliendo le due grandi basiliche del Redentore e della Madonna della Salute. E lì questi due fatti pandemici devastanti della fine del Cinquecento e dell'inizio del Seicento hanno trovato una popolazione stremata, ma che ha saputo guardare in alto. Alle 11 domani dalla Basilica della Salute il pontificale di Monsignor Francesco Maraglia, che Antena 3 trasmetterà in diretta. Al termine la benedizione alla città dal Sagrato, in una giornata che a causa della pandemia vedrà lo svolgersi in Basilica di solo altre due celebrazioni, quella del mattino con la comunità del seminario, mentre la sera ci sarà una rappresentanza contingentata delle parrocchie. E saper costruire la città d'acqua, di terra, di cultura, di bellezza, e chissà quale altre vocazioni può avere per il futuro la nostra Venezia e la città metropolitana di Venezia e le città, il territorio, i paesi che gravitano intorno alla città di Venezia, col rispetto che dobbiamo avere per questi territori, per queste realtà. Penso soprattutto alla nostra così importante terraferma, in modo particolare a Mestre. Le tradizionali candele votive non potranno essere accese a causa del virus, ma si potranno acquistare riponendole in apposite ceste. Il patriarcato ha deciso che il ricavato sarà destinato ad aiutare i poveri. Il mondo del cinema, che a Venezia è di casa e non solo per la mostra del Lido, aiuta a superare la crisi. La città continua ad essere un impareggiabile set cinematografico per le case di produzione, da Tom Cruise allo spot della Sony per il lancio della nuova PlayStation, e questo settore frutta alla città un indotto di alcuni milioni di euro ogni anno. La troupe di Tom Cruise ha fruttato almeno 700.000 euro nelle casse della città e del comune per poter girare Mission Impossible. Altri 100.000 li ha portati la Sony, trasformando Piazza San Marco in un campo da calcio virtuale per il lancio mondiale della PlayStation 5. In una Venezia senza turisti e in piena crisi economica, è il mondo del cinema, da sempre affezionato ospite in laguna, a contribuire a mantenere viva l'economia della città. In questi giorni sono appena terminate le riprese del film di Tom Cruise, Mission Impossible 7, sono in corso le riprese del nuovo film di Andrea Segre e quelle di De La Iglesias, Dennis Frenia, e tra qualche giorno partono le riprese da un libro tratto da Hemingway con la regia di Paola Ortiz. Sempre in questi giorni si sono girati degli importanti spot. Dopo quello di Tim con Spider-Man, in questi giorni è stato girato il nuovo spot di PlayStation. Un settore, quello dell'industria cinematografica, che frutta, dice Doria, alcuni milioni di euro ogni anno. Una manna dal cielo, specie in questo momento. Consentono di generare risorse su un importante segmento economico. Infatti ci sono risorse dirette per l'amministrazione comunale attraverso l'uso delle location pubbliche e dello stesso suolo pubblico. Si mette così in moto una catena produttiva complessiva. In questo momento difficile per la città di Venezia, un importante boccata d'ossigeno per la sua economia. L'economia del settore cinematografico è un'economia che è sempre stata, sviluppata anche con politiche ad hoc. Ed ora il racconto di Matteo Lazzarini, veneziano che da oltre 25 anni vive e lavora a Bruxelles. In Belgio sono state assunte misure quasi analoghe all'Italia nella lotta al virus, ma lo Stato aiuta di più gli studenti e il settore dell'istruzione scolastica. Il suo appello affinché vengano rese più semplici le procedure per gli italiani all'estero che non per fini turistici devono rientrare in Italia. Un tema importante che riguarda noi italiani all'estero è quello di potersi recare in Italia, non certo per turismo, ma per poter assistere un genitore o un familiare in difficoltà. Siamo confrontati a ritardi per ottenere i risultati dei tamponi prima di partire, oppure i voli vengono cancellati all'ultimo momento con grandi trafile per farsi rimborsare il biglietto. Se poi si attraversano in auto paesi diversi, ognuno ha le sue regole e dichiarazioni da completare. Da Bruxelles a Venezia, ad esempio, si transita per 5 stati, il che significa munirsi di 10 autocertificazioni.
Parte da questo appello testimonianza alle istituzioni il racconto di Matteo Lazzarini, veneziano che da oltre 25 anni vive e lavora all'estero nel campo delle relazioni internazionali. Un italiano a Bruxelles nel pieno della seconda ondata Covid-19. Ecco com'è lì la situazione. Sono state adottate più o meno le stesse misure che in Italia, dunque il telelavoro, la chiusura di cinema, teatri, piscine, palestre, l'uso obbligatorio della mascherina. Sono stati chiusi anche i negozi considerati non essenziali, le librerie restano aperte e alcune attività per i giovani sotto i 12 anni continuano a svolgersi in modo regolare, naturalmente con le dovute precauzioni. La scuola è sempre al centro dell'attenzione collettiva. Fino alla terza media si va a scuola tutti i giorni. E alle superiori invece gli adolescenti sono divisi in 2 gruppi alternando i corsi in aula con quelli online e per chi non ha un computer le scuole pubbliche ne prestano uno a titolo gratuito. I corsi a distanza sono anche per gli studenti universitari, con eccezione per chi fa pratica nei laboratori e anche per le discussioni delle tesi di laurea. I dottori vengono proclamati in aula magna. Un diario di guerra trovato dentro un vecchio baule diventa occasione per ripercorrere i momenti salienti della Grande Guerra vissuti e scritti da un giovane di Scorzè, ed oggi la raccolta di memorie diventa un libro. Un giovane mugnaio 26enne che ha combattuto per 8 anni nel deserto della Libia, sull'altopiano di Asiago, sul Carso e infine sul Piave, e che a distanza di 100 anni ci svela tutto il suo eroismo attraverso un diario di guerra ritrovato in un vecchio baule e recuperato dal suo pronipote. Era un mugnaio ed è proprio questo il bello del diario, insomma, che un mugnaio semplice, partito da Scorzè, poi è riuscito a raggiungere il massimo grado all'interno dell'esercito a cui poteva aspirare naturalmente, ed è riuscito anche a prendere appunto la medaglia d'argento al valore militare, che era praticamente il massimo a cui poteva aspirare un soldato vivo. Un filo che passa attraverso la gente di Scorzè e quelle pagine preziose che legano volti ed episodi a centinaia di giovani in bianco e nero che hanno visto la morte in faccia e combattuto fianco a fianco. Momenti immortalati in quelle parole che trasudano della forza e della vitalità di un giovane. Oggi, il 21 agosto del 1919, vado in congedo nelle braccia dei miei genitori che da molto tempo mi aspettano, contentissimo di aver servito combattendo per i sacri ideali e diritti dell'Italia. Un appello alla memoria che è stato recepito dall'artigiano e scrittore Mario Favaro, che ha raccolto in un libro i momenti salienti ripercorsi dal diario. La più importante è stata quella di Vittorio Veneto, dove lui per il suo gruppo, la sua compagnia per prima ha attraversato il Piave sull'isola dei Morti, sull'isola di Papadopoli, ed ha conquistato il primo paese, che era Cimodolmo, e lui racconta che entra nel paese e gli vengono incontro gli italiani, che la prima cosa che gli dicono ma guarda che grassi che siete, guardate noi che magri che siamo. E oggi le sue 2 armi, carta e calamaio, diventano strumenti ancor più potenti che lo conducono all'immortalità della memoria, il semplice mugnaio diventato l'aiutante di battaglia. Ed era questo l'ultimo servizio per l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi. Come sempre ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est. Arrivederci e buon proseguimento con i nostri programmi. Il Meteo. Benvenuti al Meteo. Pressione in aumento al nord, ma sul nostro territorio è in arrivo un primo assaggio d'inverno. Vediamo il dettaglio di sabato 21 novembre. Sul Veneto sarà una splendida giornata caratterizzata, come vediamo, dalla presenza del sole. Su tutti i settori della nostra regione il cielo sarà sereno o con locali velature, non sono attese precipitazioni. Il clima risulterà via via più freddo, si potranno infatti osservare le prime gelate notturne e al primo mattino in pianura. Temperature dunque in generale calo, minime tra -1 e 3 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento su tutta la regione, cielo sereno e sgombro da nubi. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece sugli 8-10 gradi.
Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato dappertutto, salvo per locali foschie mattutine, specie sulle vallate settentrionali. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sugli 8-9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.